servizio che è stato girato a Reggio Calabria, il servizio di Marco Vignodelli e la regia di Alessandro Perozzi. Reggio Calabria è la capitale storica e attuale dell''ndrangheta. Mio figlio aveva appena 3 anni e cercava di fare la recita che fanno tutti i bambini a fine anno. All'improvviso chi doveva regolare i conti lo fa in piazza. Chi doveva essere colpito ha avuto un semplice graffio al ginocchio, invece mio figlio un colpo di proiettile in bocca. Non camminava più, non parlava più, non giocava più. Era un bambino che comunque gli avevano strappato in maniera violenta tutto quello che aveva intorno. Adesso ha 15 anni, sta bene. Mio marito era meccanico. Un giorno un boss del quartiere ha sparato alle spalle a mio marito mentre lavorava nella macchina. I bambini hanno visto il papà ancora che stramazzava a terra. Un padre non si può dimenticare così a un marito. Le istituzioni non sono deboli, proprio sono poche, è diverso. 6 magistrati reggini hanno chiesto di andare altrove, segno che qui a Reggio ci sono carichi di lavoro pesantissimi. La stretta della 'ndrangheta in questa città è ancora molto forte. Lo Stato negli ultimi anni ha dimostrato una capacità di reazione notevole, anche se di contro la città non ha reagito per come ci aspettavamo. Chi fa impresa a Reggio spesso si trova anche a dover competere con chi gioca con regole diverse, perché è un imprenditore che è sostenuto dall''ndrangheta o proviene dall''ndrangheta direttamente. Diciamo che c'è più una presenza che in qualche maniera condiziona le scelte delle imprese, perché può essere per esempio il problema di dover scegliere per forza un fornitore piuttosto che di dover assumere una persona. Noi siamo sicuramente soddisfatti della reazione degli imprenditori, bisogna fare di più. Questa città ha bisogno innanzitutto di uscire da una logica perversa, che è quella di sentirsi una città criminalizzata e soprattutto una città isolata. E questa era la situazione a Reggio Calabria. Grazie al procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao per essere stato con noi. Continueremo ovviamente a parlare di questi temi. Ora la linea a Milano.